in fondo alla discesa che dal baita di Valdacene, dalla casella di Valdacene, dove c'è la beverata, ci porta in Val Porse. E purtroppo è sopraggiunta anche la pioggia. Comunque fortunatamente abbiamo qua una fonte di acqua ferruginosa, Sì, alla quale come potete ben vedere ci satogliamo. Siamo arrivati saldi e salvi, escluso Sandro che ha avuto dei grossi danni. Ecco Ezio che risolve abilmente i problemi. Sandro ha avuto grossissimi danni alla moto, 2 botte alla forcella. Luciano risolve il problema idrico. Aspetta, Approvvigionandosi alla fonte. guarda Sandro che si mangia io, c'hai, attento. Quando potessi mangiare i coglioni. Ce la fai, Come no, tu sei più forte. Ma se vorresti in mezzo. Vuoi una mano? Come potete sentire questo non è uno stormo mentre caccia. dà una mano, stai parlando? Sì, sì. E sono un po' seccato perché le pendenze oltre il 12% mi hanno sempre dato un po' di fastidio. E questa era il castello. 120%, scusa, guarda che non hai visto bene. Vado alla fonte. Oh, stupenda questa piccola fonte. Siamo, buongiorno, siamo in Piazza Maggiore a Bologna. Stiamo assistendo al trio di Piazza Maggiore. La più grande soddisfazione dopo una cosa con chi dico io è questa. Sì. Bene. Subito dopo. Subito dopo. Guarda che l'altro che cammina dentro. No? Stronzo. Gli stronzi si vedono subito dal camminare. Ma vai a monte. Un po' caso, Sì. subito che si può dire, come io. Se bevon insieme tornò più su cima. Forse volete tornare in giro. Tirare presso un tabiato qualsiasi. Ecco, arrivederci a più tardi. Alla beverata che faremo con l'ultimo vino rimasto. Il giro del 24 luglio, ecco, dopo la pioggia, scesi a valle, ci troviamo a Tabià d'Arin alle ore 16 e 25. 16 e 25 dopo una discesa vertiginosa della Val Porse, già da noi fatta nel 77. Cosa ne le è sembrato, signor Basacco? Ma effettivamente adesso devo dire che come prima uscita dell'anno all'inizio ho avuto un po' di difficoltà sui polsi, infatti mi sentivo un po', poi c'avevo la moto che non era molto ben carburata e l'amico Ezio ha dato una... Sembrava un pianile in fiamme. Sì, esatto. Comunque Ezio l'ha carburata, ha messo a posto il tutto e adesso non ho nessuna difficoltà a dire che la moto è perfetta. Molto Comunque bene. come prima uscita ho avuto un po' di difficoltà per... come si dice, le conoie? Ecco i polsi, queste, le famose conoie in dialetto, no? Le conoie che avevano un po' di... Comunque tutto risolto, dall'alto dei miei 48 mi difendo, vero? Molto bene, puntualizziamo, accentuiamo e ripetiamo 48 e mezzo se vogliamo puntualizzare. Molto bene. E c'è nel frattempo Sandro Christel che non giunge perché colto come noi da una spruzzatina d'acqua. E lui invece è stato colto da panico più che colto da panico per... Niente, là c'è poi la Ferrata Rogel che... Ferrata Rogel, vabbè, quella la parte sapranno Rogel e si continuerà con la Gabriella. Nel frattempo un bello spiraglio nel cielo, ecco, ridà le speranze. Ecco la cima, la sommità della croda di Somprade. Ecco, ancora un po' e bruciamo anche tutto quello che c'è nella cinepresa. Lui vuole la sommità della croda di Somprade. Adesso, no? Fa tutta ecco, una macchina sulla telecamera, guarda, e proseguiremo appunto verso, come si chiama qui sotto il passo, sotto la croda di Somprade, Ezio? Cos'è? La malga di chi? Di Bombassei? Casera Bombassei. Casera Bombassei nella Val d'Ansiei praticamente. Esatto. Nel giro in Carnia a Ielma di sotto senti che rumore notiamo fa la le pecore nell'ovile, in questo caso Tabià d'Arin. Non riusciamo a capire perché il Christel attento, guarda, prova ha preso delle lecche giù per la discesa di Val Porse. per me deve averla presa dal Daù anche. Lui l'ha presa anche dal Daù, se non è per altro. Cerotti sulla forcella. Inquadriamo i cerotti sulla forcella che è veramente in una disastrosa situazione di forcella. Proprio è da cambiare. Controllo della forcella, cerotti, Usteria, ecco qua il danno, si tratta della rottura del mozzo anteriore per Arnoux. Per Arnoux? Che c'entra Arnoux? Sì, beh, ma faceva il poltroniere che non capisco. Abbiamo trovato, rischiando queste opere d'arte, abbiamo avuto una visione magnifica della croda bianca, Cimon del Froppa, ma
Eravamo troppo intenti Eravamo troppo intenti. a salire la vetta. Guarda che le opere d'arte, guarda che roba. Sandro è tornato indietro perché c'è in tutt'altra zona. Vi posso assicurare che la fatica è stata immane. Qua siamo sopra Auronzo. Stiamo cercando di raggiungere dalla diga di Auronzo il Col Vidal, il rifugio Marmaroli, per poi scendere per il rifugio Boyon e arrivare di nuovo a Domegge. Abbiamo trovato circa una ventina di alberi di traverso, abbiamo dovuto spostarli, saltarli, schivarli, è stata una cosa durissima. San Marchi è scoppiato, non so se arriverà fin qua, spero di sì quantomeno. Invece Bazzacco non aveva tempo e purtroppo ha girato l'angolo e è dovuto andare a casa. Adesso aspettiamo. Preso questo che è stato il punto più difficile dove c'era il temporale, siamo scesi a Itabia d'Arin. Da Itabia d'Arin abbiamo fatto Pian di Sera giù alla Argentiera, poi abbiamo preso la statale 48, per asfalto abbiamo attraversato tutto Auronzo, ecco Auronzo, il lago, ecco, dal lago, dalla diga, stiamo salendo e in questo momento ci troviamo circa qui, penso, qui così, ecco. Dobbiamo raggiungere attraverso questo sentiero Pian dei Buoi, però il sentiero corre tutto in costa adesso e non ci sono più dislivelli a parte un piccolo strappo. Da Pian dei Buoi scendiamo per il rifugio Boyon e per Croda andiamo a Domegge. Ezio però, si sa. Tira via la zucca. In meglio? Pensa che stasera Roberto a mezzanotte deve essere a Milano. Ah no, è Ezio che porta la moto. Sì, ma... Ecco Ezio in un'inedita, con un'inedita montesa, finalmente Ezio è passato in un'altra casa. No, è questo. Era tanto giù Roberto? No, insomma. E lo morto? E lo morto? No. Ma da quale pianeggiante? Sulla cartina. Sì, ma troveremo, adesso vediamo. Sai tu cosa che servirebbe? Un buon altimetro. Io lampone. Non ti può trovare l'altimetro. No, piuttosto fuso il motore. Coraggio! Aspetta, Sandro. Ah, te l'ha? Ecco un vero amante della montagna! Guardate come si fa, a piedi si va in montagna, a piedi! Puoi dirlo. Ci dica qualcosa Roberto? Non so! Non sono più in grado di dire niente, solo se domani quest'ultima caduta, a parte la fusione, è stata aggravata dal fatto Sei venuta via. che ho fatto per mettere seconda, Sui gommini. non è andata, sono volato come... Questo non deve essere la vista. No, non ci sono i gommini lì, Davanti al rifugio Marmarole. Sì, arrivo. Con questa stupenda immagine degli spalti chiudiamo. C'è la Spe, Duranno. Vado giù piano. Sì. Allora andiamo, dai. Aspetta che Sì, andiamo, sono soddisfatto, ora finalmente mi riposo, vado col CX a Milano. Dai, è il 28 di luglio.